Ha fatto tappa anche in Umbria il tour del segretario nazionale dell'Italia dei Valori Ignazio Messina in vista delle prossime amministrative. Allora vediamo com'è andata con Cecilia Porro. È un viaggio ricognitivo quello che il segretario nazionale di Italia dei Valori, Ignazio Messina, sta compiendo nelle regioni dove tra pochi mesi si terranno elezioni amministrative. Un viaggio per far ripartire un partito che è fuori dal Parlamento ma che in Umbria si sente importante. L'Italia dei Valori è un partito che nasce come un partito di governo, nel senso che noi riteniamo di costruire insieme alle altre forze politiche un nuovo centrosinistra che possa governare dalla parte dei cittadini a tutela delle fasce sociali più deboli, delle piccole e medie imprese, partendo dai territori. È uno dei luoghi virtuosi dove questo accade, stiamo dimostrando di poter governare bene, diversamente dal centrodestra, è proprio l'Umbria. Si parla di Umbria ma anche di Italia e di Europa. Della situazione politica nazionale Messina scatta una fotografia impietosa. Si faccia prima di tutto una nuova legge elettorale e si torni a dare la parola ai cittadini, chiede. I soldi per rimettere in moto l'economia ci sono, afferma, basterebbe vendere il 30% dei beni confiscati alla mafia. Sulla scissione del PDL sospetta si tratti di un gioco delle parti per fare in modo di trovarsi contemporaneamente al governo e all'opposizione. E alle elezioni europee, annuncia, Italia dei Valori si presenterà con il proprio simbolo e con una lista aperta alla società civile.